Maria? Che vuole andare? Chi vuole andare a canestro? E se io fossi così, secondo voi Maria verrebbe sempre di qua o no? Andrebbe di là. Io sono convinto che Maria, secondo me, se riceve la palla da Gianfranco e io vado così, lei comunque viene verso di me. O sbaglio? Perché? Forse Francesca ci può aiutare? Ma perché? Perché con che mano sta palleggiando? Io non conosco. Maria, tu sei mancina? No. Allora io prendo la palla e faccio questo, perché questo lo so fare facilmente, uso con la mano destra. Va bene? Quindi, in attacco dobbiamo cercare di avere tutte e due le mani, sinistra, destra, sinistra, destra. Ma comunque, siccome lavoriamo sulla scelta, cosa succede? Che lei viene verso destra, allora io difendo, guardate come difendo, io scivolo, tengo, ma mi apro e cerco di seguire lei. Cosa succede? Che lei viene avanti, l'ha fatto Alice, è arrivata qui, a una distanza che per lei è buona, perché il canestro è vicino, è una bella ragazza alta, si è fermata, si è alzata e è tirata. Allora cosa succede? Ero basso sulle gambe, era molto basso. Maria attacca, vieni, io faccio questo, vai di là Maria. Cosa devo difendere? Andiamo piano perché sono vecchio, Maria, che non mi uccide. Allora, quando io mi abbasso e lei viene verso di me, io il primo passo probabilmente faccio questo, vai, perché è istintivo. Il secondo scivolamento lo devo fare verso di lei. Sono io che vado verso di lei. Quindi devo fare questo, ma poi questo, se lei viene di qua. Devo chiudere la sua strada, perché se faccio questo, non faccio altro che scivolo, quindi ancora peggio, perché invece di correre, lei corre, e io scivolo così, e arriva qui e io sono morto, perché mi ha dato un minuto a una distanza da cui fa il canestro. Senti sicuro, se invece io quando sai penetrare faccio questo e ti costringo a andare qua ti senti sicuro di fare canestro? Allora devo fare questo.